Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, Royal Rumble ragazzi, primo match, Randy Orton, Sheamus per il World Heavyweight Championship. Sheamus ormai ha difeso la cintura parecchie settimane, ha fatto una grossa rivalità con Hulk Hogan, prima ha strappato la cintura a Hogan e poi l'ha conquistata, e poi l'ha difesa. Eccolo qua Royal Rumble, quindi in questo primo video andiamo a fare i match per le cinture, con la nuova cintura in palio anche del Commendone. E poi invece andiamo con la rissa reale. Eccolo qua, Randy Orton. Orton rivuole la cintura in questa rivalità con Sheamus. Eccolo qua il campione del mondo. Eccolo qua, Sheamus. Sheamus ha promesso un match veloce. Real man wear flannel. Vediamo un po' se Randy Orton riesce a strappare la cintura. Randy Orton. E si comincia. Ringo veramente. Orton abbronzatissimo contro Sheamus bianchissimo. Attenzione, Sheamus scatenato. Sheamus scatenato. Vai Randy, vai Randy. Niente. Ragazzi, Sheamus scatenato. In questo inizio di stagione con la Royal Rumble. Sheamus scatenato. Niente da fare ragazzi, Sheamus fa quel che vuole. Sheamus fa quel che vuole. E finalmente arriva Randy. Randy si scatena. Ritorna Sheamus. E ancora Randy. Ecco Orton, si sveglia anche Orton ragazzi. Attenzione. E ancora Randy, mamma mia Randy Orton ragazzi, altro fenomeno. Azzo Sheamus. Mamma mia, questa è pesantina di Sheamus. Ancora Sheamus ragazzi. Il campione del mondo in carica da troppe settimane ormai. Ha sconfitto un mostro come Hogan. Ancora Sheamus. Già la mossa speciale ragazzi. Bravissimo. Bravissimo Randy. Bravissimo Randy. Attenzione Orton. Attenzione Orton. Tenta l'impresa. 1, 2, 3. No. Attenzione. Attenzione, archeo di Orton, e Orton può chiudere. 1, 2 e 3. Randy Orton è il nuovo campione World Heavyweight Championship. Incredibile, il nuovo campione del mondo è Orton. Sheamus dopo diversi mesi perde il titolo dopo averlo conquistato con Hulk Hogan. Pazzesco Orton. Primo cambio di cintura ragazzi, quindi Sheamus sarà nella rissa reale. Incredibile Randy Orton. Torna campione Orton. Torna campione Randy Orton. Ragazzi, per il titolo WWE The Rock Triple H, la rivincita delle Survivor Series. Vediamo intanto il primo colpo di scena, cambio di cintura. Randy Orton ha sconfitto Sheamus dopo un regno di alcuni mesi. Eccolo qua The Rock. Il suo regno non è durato tantissimo, però è riuscito a battere Ryback. Che cavolo, Ryback è stata veramente una sorpresa di quest'anno nella WWE Comendiana, nella modalità Universe Comendiana, che aveva vinto il Money in the Bank. Ecco The Rock. E adesso ragazzi, il campione WWE che è tornato per un lungo e interminabile regno. Eccolo qua, Triple H. Eccolo qua ragazzi. E si comincia. Tensione incredibile. E Triple H vuole mantenere chiaramente la cintura.
con questa rivalità con The Rock che continua. Rivincita di un mese fa alle Survivor Series. Subito The Rock scatenato. È bravissimo The Game. The Game. Grande The Game. The Game scatenato. Aia The Rock. Attenzione, ancora The Rock, ancora The Rock. Bravissimo ragazzi, signori, questo è The Game, l'assassino cerebrale. Occhio. Però ragazzi, questo è un match tra due pesi, no massimi, di più. Ancora The Rock scatenato su The Game. Bravissimo, triple ritorna. E ancora The Rock contromossa, mamma mia, pieni di contromossi in questi match. Ancora The Rock. È dura adesso, eh. Bravo, bravo The Game. Ma ancora The Rock, The Game è un po' in difficoltà, eh. Ancora The Rock, ragazzi, ma... Aia. Ed è già mossa speciale. Ancora The Rock. Aia. Ai ai ai. E vabbè, ancora parata, basta. Ancora, ma che due coglioni però. Aia. Vai, The Game, svegliati, cazzo. Ancora The Rock, ancora The Rock. Attenzione. Sì, parata, parata, parata. Spinebuster, scandaloso triple. Scandaloso triple. E prova la beffa. 1, 2. Incredibile, cosa è successo? La sconfitta per Triple H. E la ribalta in un secondo. Pazzesco, pazzesco amici. Pazzesco, pazzesco. E The Game tiene il titolo WWE in maniera beffarda. The Rock ha proprio fatto un errore clamoroso. E anche The Rock va alla rissa reale. Eccolo qua ragazzi, il match per il campione degli Stati Uniti, Guerrero Veneziano. Durante il mese di gennaio di Rosto, veramente un dominio per Veneziano. Veramente ha massacrato Guerrero su tutti i fronti. Latino Hit però vuole dimostrare che Veneziano è solo un pallone gonfiato. Però finora tanti lottatori più o meno forti hanno subito una brutta lezione da Veneziano, Ecco Guerrero. Dopo questo match ci sarà l'ultimo match, la nuova cintura, ragazzi. Eccolo qua Veneziano. Eccolo qua Veneziano. Eccolo Veneziano che ha già promesso per il match Royal Rumble di cambiare costume e mettere il costume personalizzato per la Rumble. Non ha voluto svelare il suo costume per questo match perché ha detto contro Eddie Guerrero non vale la pena sprecare un costume. Questo è Veneziano, ragazzi, un arrogante pezzo di merda che però vuole vincere ancora la cintura degli Stati Uniti d'America. Comanda Veneziano, vai. Veramente nel mese di Raw ha stradominato Veneziano. Ecco Latino, ecco Latino. Latino Hit è partito bene. Ancora Guerrero. Veneziano non è entrato nel match per il momento. Aia. Bravissimo, eccolo qua che torna l'italiano Veneziano. E ancora il comandone. Ma Guerrero si salva. Puff, mossa speciale del Veneziano. Questa è la mossa
Migliore per il Comendone rientra sul ring. Aia. 8. Mamma mia, pesante questa di Guerrero. E subito Guerrero ci prova. Guerrero sa che deve cercare di vincerlo subito il match. Ancora Guerrero, ragazzi. Dove va Eddie? Perde tempo Eddie. Perde tempo Eddie. E vaffanculo Guerrero. E Buca il Comendone lo butta giù. E il Comendone lo butta giù. Non vuole vincere così Veneziano. Vuole vincere così. Ce la fa purtroppo. No! Mamma mia che rischio. Guerrero è così, ragazzi. Attenzione il come rischia adesso, Il Comendone rischia adesso. Bravo. Il Comendone rischia. Mamma mia che spear. Attenzione Clipper, crossface, 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 Guerrero in difficoltà. E si salva Guerrero. Rope break. Eccola qua ragazzi, le fa veneziana. Ciao ciao. Guerrero ha perso tempo e Veneziano punisce. Veneziano punisce. 1 Veneziano, 2 Veneziano, 3 Veneziano. Is over, is over. Comendone mantiene il titolo. Fino all'unica sorpresa da Randy Orton. Grandissimo Veneziano, grandissimo Veneziano. Eccolo qua. Ed è ancora cintura per Veneziano. Tutti e due saranno alla rissa reale. Eccolo qua ragazzi, Triple H, Randy Orton. La nuova cintura è la cintura, il campione dei campioni. Il campione di Raw contro il campione di SmackDown. Vediamo chi è il più forte. E ci sarà in ogni pay per view ragazzi. L'ho fatta io, la cintura non è bella chiaramente come le cinture originali, però dai, accontentiamoci. Eccolo qua il campione WWE Triple H che appena conquistato, ripreso, ciao, che è riuscito a tenere il titolo con The Rock. Eccolo qua The Game, un po' provato dal match. Comunque raga, ho fatto match veloci, quindi per quello sono riuscito a ribaltarli velocemente, nel senso, il rischio dei match veloci a livello leggenda è che o lo perdi presto o lo vinci presto. Mi è andata bene in queste due occasioni. Quindi non è che ho messo livelli più bassi, semplicemente è il ritmo del match veloce. Ecco The Game. E adesso ragazzi, Randy Orton, il campione di SmackDown, il campione del mondo di SmackDown, che ha vinto contro Sheamus. Ok. Eccola qua la cintura ragazzi. La cintura Champion of Champions. Vai, vediamo chi porterà a casa questa cintura, questa nuova cintura comendiana tra i due campioni di Raw e SmackDown. Subito The Game parte alla grande, vediamo chi è più riposato dopo i due match precedenti. Nessuno dei due chiaramente parteciperà alla rissa reale. Aia. E ancora The Game. Ancora Randy Orton. Aia. Ancora Randy. E ancora Randy Orton scatenato. Aia. Randy Orton c'è. Randy Orton purtroppo c'è. E The Game però ribalta tutto. The Game ribalta tutto. Attenzione, Triple H si gasa. Triple H si gasa.
Attenzione. E si salva The Game. Mamma mia che match tra Randy e The Game, i due campioni delle due federazioni. Aia. E si salva ancora Triple H. E si salva ancora. Madonna, però Randy Orton si è scatenato. Randy è scatenato. Triple H è già insanguinato. Ancora Randy. Super Randy, ragazzi. Triple H è distrutto. The Game è distrutto, ragazzi, è ufficiale. Si salva The Game. Ancora Randy Orton. Ancora Orton, ma ancora The Game si salva. Due atleti mostruosi dopo due match per il titolo sono ancora qua. Madonna, ancora dropkick di Orton. Aia. 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 Pesantissimo anche questa sedura per The Game. Triple H è andato. Randy Orton ha la doppio titolo adesso, campione del mondo e Champion of Champions. Triple H si deve accontentare del titolo WWE, che non è poco comunque. Quindi doppio titolo per Orton. Doppio titolo per Orton. Eccolo qua, un'altra cintura per Orton alla sua collezione. Eccolo qua Orton. Doppia cintura per Orton che si gasa. Ragazzi, questo pay-per-view è finito. Una nuova cintura per il mondo Universe. Prossimo video, la rissa reale. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.